Crescono i contagi da Covid-19 nella provincia di Padova e parallelamente anche l'influenza stagionale sta colpendo maggiormente quest'anno, complice anche il fatto che non si usano più le mascherine. Secondo le stime dell'USL 6 Euganea sono circa 80.000 in Veneto le persone che hanno già preso l'influenza stagionale, i cui sintomi sono molto simili a quelli del Covid. Per combattere il virus, i medici dell'USL Euganea esortano alla vaccinazione. Bisogna certamente ricorrere alla vaccinazione, sia l'antinfluenzale che anche l'anti-Covid. Ricordo che possono essere date anche in corso somministrazione, cioè contemporaneamente, e un altissimo lavoro lo stanno facendo i medici della medicina generale con la loro campagna per la vaccinazione antinfluenzale, che è in piena espansione. Vaccino anti-Covid e vaccino antinfluenzale possono essere somministrati contemporaneamente in un'unica seduta. Più di 9.000 padovani, di cui circa il 50% nei centri vaccinali messi a disposizione dell'USL, hanno già effettuato la doppia somministrazione. In pieno sviluppo anche l'attività per la vaccinazione Covid presso i centri vaccinali dell'azienda sia ULSS 6 che anche degli altri operatori come l'azienda ospedaliera, e siccome ci vogliono circa 15 giorni perché il vaccino faccia effetto, il momento giusto è ora. Bisogna andare adesso a vaccinarsi in maniera da arrivare alle vacanze di Natale protetti adeguatamente sia per l'influenza che anche per il Covid.